edizione speciale durante il Carnevale sono tornati i Corri per Città di Venezia, una serie di allenamenti collettivi per vivere il territorio attraverso sport e amicizia, una maniera sana per riqualificare alcuni angoli della città. Organizzati da Venice Marathon Club in collaborazione da quest'anno con CUS Venezia, si svolgono ogni martedì fino al 19 aprile, per poi riprendere nei mesi estivi. Durante gli allenamenti si è affiancati da runner e pacer esperti in grado di dare utili consigli e di dare un ritmo tempo alla prestazione per cercare di raggiungere una buona forma in vista del primo grande appuntamento sportivo promosso da Venice Marathon, la Lee Venice Running Day, di sabato 23 e domenica 24 aprile 2016. Stefano Fornasier, vicepresidente di Venice Marathon, siamo a uno dei primi allenamenti collettivi del 2016 con una buonissima adesione di persone. Beh, sicuramente sì, questo è il secondo allenamento dopo quello che abbiamo fatto in anteprima a Carnevale, dove c'è stato un grandissimo successo, oltre 500 persone, ma già questi appuntamenti serali con 200 persone alla prima, diciamo, di quelli serali è sicuramente un gran successo, che si incrementeranno man mano che avanziamo nel programma. Noi abbiamo un programma poi che prevede tutti i martedì di fare un allenamento in località diverse, sempre del territorio, ne faremo su tutti gli altri parchi del territorio mestrino, poi andremo anche su Venezia Centro Storico ancora per fare tutti questi allenamenti, correre e divertirsi assieme. Correre, divertirsi e rivitalizzare anche certi angoli della città. Beh, questo sicuramente alla sera poi correre assieme è sicuramente più sicuro che correre da soli, soprattutto per le signore e per tutti quelli che vogliono allenarsi. In più è uno stimolo ulteriore anche per correre in compagnia e parlare mentre si corre anche. Per conoscere i prossimi appuntamenti basta guardare il sito Venice Marathon. Basta guardare la pagina Facebook di Corri Per. Là ci saranno tutti gli appuntamenti con tutte le novità, gli orari e le località esatte dove ci svolgeranno i prossimi appuntamenti.